Lo stralimento del fiume Salso sta mettendo a dura prova Licata. Ormai da 3 giorni volontari, amministrazione comunale, protezione civile e anche tanti cittadini, oltre ad alcune imprese locali, stanno lavorando per spalare il fango. Ci sono zone della città, come la via Umberto II, il quartiere africano, alcuni tratti del centro storico dove l'intervento di pulizia è stato massiccio, dura ormai da 3 giorni, ma c'è ancora del fango. Nessuno però sta lesinando energie e dalle prossime ore si inizierà a fare il conto dei danni, soprattutto per quanto riguarda la piana di Licata, la vastissima area coltivata soprattutto con le serre, che è la zona più colpita dall'alluvione del fiume Salso. Si cercherà di capire se della produzione, del raccolto attuale si può salvare qualcosa o se è tutto perduto. Con insistenza si parla, ed è scontato, della possibilità di ottenere da Regione e Stato lo stato di calamità naturale, perché i danni potrebbero davvero essere molto ingenti. In ogni caso, qui nessuno vuole farsi da parte, nessuno vuole mollare. La città si sta rimboccando le maniche nel tentativo di ricominciare un'esistenza normale.